Si è purtroppo rivelata infondata la segnalazione che voleva la diciottenne Marianna Cendron a Cordignano. I carabinieri hanno appurato che non è lei la ragazzina vista vendere dei disegni porta a porta nella zona. Oggi il comandante provinciale ha presenziato all'ennesimo summit tra i carabinieri di Montebelluna e quelli di Castelfranco. Le segnalazioni continuano ad arrivare numerose. In conseguenza delle segnalazioni che ci stanno pervenendo dalle varie aree metropolitane anche, quindi da grandi città e anche dalla periferia, con più insistenza nel veneziano ma anche nel padovano e nel trevigiano. È soprattutto nella zona della stazione di Mestre che si concentrano le ricerche. Da qui infatti sono arrivate diverse segnalazioni. È probabile che la giovane si sposti nelle varie città del Veneto utilizzando il treno e vivendo di espedienti, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. In più di un'occasione il vicino quarantenne della famiglia Cendron, l'uomo che ospitava Marianna in via Treforni a Paese nelle ultime settimane, è stato sentito, così come il 17enne fidanzatino della ragazza. Entrambi si sono detti disponibili a collaborare con le forze dell'ordine. Eppure, nonostante le segnalazioni, ancora non si è arrivati a nulla a 17 giorni dalla scomparsa. Un allontanamento che lei stessa aveva annunciato su Facebook, che però sta assumendo delle tinte sempre più avvolte nel mistero. La giovane viveva una situazione di disagio. Il timore, tra le tante ipotesi, è che nell'allontanarsi possa essersi appoggiata alle persone sbagliate. Per questo le forze dell'ordine chiedono la collaborazione della cittadinanza. Ogni piccolo dettaglio può essere importante per ricostruire gli spostamenti della giovane. L'invito ovviamente è quello di segnalare subito a noi carabinieri o a qualsiasi forza di polizia la presenza della ragazza. Chiunque dovesse avere delle notizie, dovesse avvistarla, ecco, di non ritenere la segnalazione infondata, improbabile o inutile, perché noi le verifichiamo tutte.